Il professor Giancarlo Pauletto, critico d'arte, per un incontro nell'ambito della 29esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra. Parliamo ancora di patriarcato di Aquileia, però lo decliniamo in maniera diversa, oggi parlando di musica, in particolare i racconti in musica, antiche tradizioni di cultura popolare tra Friuli, Veneto, Austria e Slovenia. Bene, professor Pauletto, a lei la parola. Buon ascolto a tutti. Salve, buongiorno a tutti, anche buon pomeriggio a tutti. Non vorrei che qualcuno pensasse di trovarsi di fronte a uno che sia esperto di tutti questi canti friulani, veneti, sloveni, austriaci. È ben vero che il canto popolare mi è sempre piaciuto ed è ben vero che a casa ho compartisti anche di Slovenia, di Croazia e di altre, conosco abbastanza bene il canto popolare veneto e in particolare il canto popolare friulano. Come mai? Perché, ve lo posso anche dire, insomma, siccome non sono un esperto di musica, siccome non sono una persona che ha questa caratteristica, è giusto che dica come nasce questo mio amore, possiamo pur dire, per il canto popolare in generale, per il canto popolare della villotta friulana in particolare. Io, come molti di una certa età, ho avuto un'infanzia splendidamente parrocchiale, diciamo così, non la parrocchia, e quindi la chiesa era un po' il centro della vita del paese, anche, non solo dei ragazzi, anche degli adulti. E i ragazzi, almeno nella mia parrocchia, che era la parrocchia di San Nicolò di Portogruaro, spesso venivano così esortati a partecipare al coro della parrocchia. Io a 7 anni cantavo in questo coro che era diretto da un anziano musicista che era sacerdote e che era molto bravo, che era anche molto severo, ma di una severità assolutamente straordinaria per noi, perché arrivava sempre con le caramelle. La sua severità era soprattutto, diciamo, per tenerci buoni e per farci fare le prove come si. Allora io ho imparato ad accostarmi alla musica di chiesa e in particolare al gregoriano, perché quando io avevo 10 anni, 11 anni, 12 anni, ma anche a 7, 8, il gregoriano si cantava nelle chiese. Non che si cantasse tutto il gregoriano, ma certi canti gregoriani erano cantati regolarmente e conosciuti anche dalla gente, sia pure con un latino molto maccheronico a volte, però era una cultura che in qualche misura esisteva proprio nel popolo, nella gente che veniva in chiesa, e in particolare questi canti, voi lo comprendete benissimo, si eseguivano a Pasqua e a Natale innanzitutto, no? Pasqua e Natale, per cui ci sono dei canti che io mi ricordo benissimo, i Gani Creator Spiritus per esempio, oppure le Vittime Pascali, oppure tanti altri, insomma, i Rorate Pueri, del Super, eccetera. Ecco, questo canto mi è stato insegnato da ragazzo e da lì è partito il mio interesse in generale per la musica. Poi è accaduto che, sempre facendo parte di un coro, del coro sempre della parrocchia, ma a volte cantando anche in altri cori circonvicini, diciamo così, perché c'era bisogno di aiuto a noi, quindi ci chiamavano. E sono stato accostato da un cappellano molto bravo, molto che amava tantissimo la musica, alla villotta friulana. Io mi ricordo benissimo, avevo avuto 12 anni e questo cappellano porta i ragazzi e anche alcuni adulti, insomma, che erano lì, che erano dopo la messa, ecco, li porta in canonica e mette su un disco che comincia con Stellutis Alpinis. Ora noi eravamo tutte persone che in qualche modo amavamo la musica, perché altrimenti non avremmo avuto la pazienza di stare a fare le prove, di cantare le messe, eccetera. E questo canto, io mi ricordo, ci lasciò stupefatti per la sua bellezza, no? per l'armonia. Ecco. E Stellutis, voi lo sapete, insomma, Stellutis è una villotta scritta, anzi, diciamo di più, Stellutis è una villotta che pare sia stata scritta durante la Prima Guerra Mondiale da Arturo Sardini, che è stato questo grande musicista di villotte, che ha scritto alcune delle più belle villotte friulane che ancora si cantano. E nel
1920 fu eseguito per la prima volta a Udine, per cui noi oggi, lo sentiremo alla fine, siamo proprio nel centenario della prima esecuzione di Udine, per dire, sono piccole cose. Quello che poi io ho capito più avanti, continuando a cantare e continuando a interessarmi di questi canti che per me hanno un fascino veramente particolare, ma non solo per me, perché voi dovete pensare che le armonizzazioni delle villotte sono state fatte tra gli altri da Arturo Benedetti Michelangeli, cioè questo grandissimo musicista, il quale evidentemente amava talmente quei canti da armonizzarli per il coro della Sa, e voi sapete anche cos'è il coro della Sa, no? Il più famoso coro di canto popolare di montagna italiano, ma non solo da Arturo Benedetti Michelangeli, anche da altri grandi musicisti. Quindi vuol dire che il valore della villotta non è che lo affermo io che sono uno qualunque, è stato affermato da grandi musicisti ed è stato apprezzato veramente un po' in tutti i paesi d'Europa, insomma, attraverso gli esecutori, in particolare il coro della Sa, ma anche altri cori. La cosa che io ho capito e poi ho trovato anche letto è che la villotta friulana, che è molto caratteristica, sapete, è tipicamente friulana, anche altri canti si chiamano villotte, però la villotta friulana è un canto lirico e breve, non è una storia, non è un racconto, ecco, ma è soprattutto espressione di sentimenti d'amore, tristezza, malinconia, eccetera. Ecco, e l'andatura di questi canti, l'andatura di fondo sostanziale, è un'andatura che deriva dal canto gregoriano antico. Ecco, questo non perché lo dico io, ripeto, ma perché è l'opinione comune degli studiosi, di quelli che si occupano di queste cose. Allora io cerco di far sentire questa cosa e ho messo, diciamo, dentro questa breve audizione, ho messo 3 canti gregoriani. Ecco, il primo è il Confitemini Domino, l'ho messo dentro perché si canta per 3 volte il cosiddetto Alleluia pasquale, e voi sentirete che l'andatura dell'Alleluia, melismatica, ondeggiante, è molto vicina all'andatura della prima villotta che sentiremo, che è il numero 4, Duci Arbui, e poi sentiremo una parte del Veni Creator Spiritus e una parte del Cum Rex Gloria Christum. Il Veni Creator Spiritus, sapete, è un inno famosissimo, no? Ecco, famosissimo, molti se lo ricorderanno, insomma, perché veniva regolarmente cantato viene cantato anche adesso, ma una volta si cantava sempre dappertutto, anche nelle piccole chiese. Adesso si canta soltanto in occasioni particolari e soprattutto in chiese un po' più grandi, anche perché le chiese piccole adesso purtroppo non hanno il parroco. Poi c'è il Cum Rex Gloria Christus, che è un'antifona tipicamente aquileiese, proprio aquileiese, quindi faceva parte della ritualità aquileiese, ed è l'inno, ed è l'antifona in cui si ricorda la discesa di Cristo agli inferi per salvare tutti i giusti del mondo. No? Ecco, allora io direi partiamo con il Confitemini Domino e poi vi dirò qualche brevissima parola e andiamo avanti così per questa nostra chiacchierata.
Ecco, avrete sentito, no? L'andatura, si dice melismatica, cioè il fatto che il canto si ferma su una sillaba e su quella sillaba il canto fa i suoi giri, le sue onde, le sue andature che vanno proprio su in giù, con un tono molto dolce, con un tono molto raccolto, che favorisce insomma la concentrazione e anche favorisce l'attenzione sulle parole, naturalmente. Questo è tipico insomma, del friulano del gregoriano, e vedremo poi come in qualche misura è tipico anche della Villota. Andiamo a sentire adesso due strofe diciamo, del Veni Creator, perché troveremo più o meno le stesse caratteristiche. L'ultima, ecco, avete sentito anche qui, no? Come il canto è proprio è un'onda che ti culla proprio, no? Su e giù, in questa maniera dolcissima, in questa maniera accattivante e cullante. C'è una musica proprio fatta per la meditazione, per la contemplazione, e direi addirittura una musica che ti tranquillizza, ti calma. Ti mette nella condizione migliore, ecco, per assistere al sacro rito, non solo ma per partecipare al rito cantando. Quando queste cose si cantavano almeno fino ai miei 25-30 anni, insomma. Adesso si cantano, come dicevo prima, meno. Ecco, un ultimo esempio tratto dal gregoriano, e mi pare giusto che sia un esempio tratto dalla tradizione liturgica aquileiese, perché il Friuli, voi sapete, faceva parte come la Slovenia, la Croazia, parte della Carniola, anche un pezzo dell'Ungheria, eccetera, e poi altri territori, anche in Veneto, in Trentino, faceva parte del patriarcato d'Aquileia. E il patriarcato che è durato fino al 1700, eccetera, che ha avuto una storia importante, di cui poi magari dirò qualche cos'altro parlando di qualche altra villa. Andiamo a sentire un pezzo del Cum Rex Gloria Christus, quando Cristo, Re della Gloria, scende all'inferno per liberare tutte le anime dei giusti.
Ecco, anche questa sequenza pugliese è bellissima veramente. Io l'ho trovata in un CD che ho comprato di musica gregoriana, ce ne sono molti, e l'ho trovata, ma questa in molte cose appunto gregoriane ho trovato in vari CD. Questa invece l'ho trovata in un CD un po' particolare che vi voglio mostrare un attimo, è questo, che si intitola Canti nelle notti friulane, ed è un CD che è stato realizzato sotto la guida di Don Gilberto Pressacco, che alcuni di voi sicuramente conosceranno, sapranno chi era. Insomma, Pressacco è morto purtroppo giovane, diciamo, ha poco più di 50 anni, nel 97 mi pare. Lui però si occupava di storia della Chiesa, soprattutto di storia della Chiesa pugliese, era un musicista, era un musicologo, fu anche insegnante e docente al Conservatorio Tomadini di Udine, era un grande personaggio di cultura, un grande personaggio di musica. E in questo CD che vi ho mostrato, che è accompagnato anche da un libro, che è questo, ecco, un libro nel quale lui un po' fa la storia, diciamo, della chiesa friulana, della chiesa aquileiese, e mette in contatto questa storia anche con il canto, ecco, che si usava all'interno della tradizione aquileiese. In questo CD che vi ho già mostrato ci sono appunto alcuni canti gregoriani e poi ci sono alcune villotte che sono in sintonia, sono, come dire, che hanno un legame effettivo, reale anche dal punto di vista della musica, con questo canto gregoriano. Allora andiamo a sentire la prima villotta a questo punto, la prima villotta che è Duci Arbui e che dice che ha tutte le caratteristiche della villotta, è breve, la villotta è breve, di solito è fatta di una o due strofe di versi ottonali, cioè diversi di 8 sillabe, e appunto non è in genere un racconto, ci sono anche dei racconti nella musica popolare friulana, non è che non ci siano, ci sono, come ci sono nel Veneto, come ci sono in tutta l'Alta Italia, ma specifico della villotta è questo insistere soprattutto su espressione di sentimenti, oppure anche a volte su scherzi, su brevi sequenze verbali che esprimono uno scherzo. Questa è secondo me, una villotta stupenda, ma prima vi dirò dopo perché secondo me è stupenda. Adesso la sentiamo. Allora adesso io vorrei farvi sentire per una seconda volta questa villotta, perché voi così la potete gustare meglio secondo me, e anche perché risentendolo sentiamo ancora bene questo rapporto con i melismi, no? Con quella andatura ondulante, ondeggiante che è propria anche del gregoriano che abbiamo sentito prima. Ecco, vorrei che questa la risentissimo, è molto breve, quindi non ci porta via molto tempo.
Qui vedete ci sono proprio le caratteristiche tipiche. Allora c'è questa andatura melismatica che è simile, ondulante, simile a quella gregoriana che abbiamo sentito prima, per esempio l'Alleluia Pasquale che abbiamo sentito prima. Poi c'è l'assoluta brevità. La Vilotta dice tutti gli alberi, tutti gli alberi ambraure, cioè fanno bella mostra di sé, sono contenti quando sono chiamati di flore, quando sono pieni di fiori. E la seconda strofa, brevissima anche questa, dice e così anche queste ragazzine quando hanno 2 o 3 morosi. Quindi c'è questo paragone tra gli alberi felici per essere pieni di fiori e le ragazzine felici per avere 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 morosi. È una cosa di una assoluta semplicità, vorrei dire anche di una assoluta verità, diciamo, umana, e ha questa andatura musicale estremamente pulsante e dolce che è resa benissimo dal coro che la esegue, che è il coro Candotti di Codolfo, non per nulla diretto da Gilberto Pressaco, cioè da questo studioso e sacerdote che vi ho nominato prima. Adesso andiamo a sentire un'altra Villotta, che è anche questa molto nota, almeno tra le persone che amano la Villotta, che è antichissima, perché probabilmente ha origine nel 1600, ecco, e che è anche uno dei più bei canti di Natale, io direi in Italia, non solo in Italia, insomma. E anche questo sentirete ha questa andatura e ha questa verità così semplicissima, ecco, delle parole. Ecco, anche questo, statemi attenti, statemi a sentire un canto natalizio, statemi attenti, statemi a sentire per il discorso che io vi devo fare. Pareva che fosse estate in ogni luogo e si sentiva perfino cantare il cuculo. Invece era Natale, no? Infatti continua il canto dicendo «All'è nasciuto il Redentore, è nato il Redentore ed è nato per il nostro amore». Quindi vedete anche qui una estrema semplicità, però anche un'estrema verità in fondo di queste parole. Ed una musica dolcissima e ancora una volta cullante e ancora una volta secondo me una bellissima interpretazione del coro Candotti diretto da Gilberto Pressaco. Questi 2 canti che avete sentito li potete sempre trovare in questo CD, che è stato pubblicato tra l'altro da una casa editrice pordenonese, la Biblioteca dell'Immagine, nel 2002, quindi magari è forse possibile ancora recuperarlo assieme a questo volume che vi consiglio di leggere. Bene, adesso ci allontaniamo un pochino, cioè non ci allontaniamo dalla Villotta, restiamo nella Villotta, ma veniamo a Villotte un po' più recenti. Un po' più recenti vuol dire che invece di avere 400 anni ne hanno 150, ecco, o 200, sapete, è difficile stabilire l'anno di nascita della Villotta. Se tu non trovi dei documenti scritti precisi, devi fidarti soltanto, come dire, degli elementi stilistici, delle parole
e di queste cose, però è certo che sono canti, il più giovane che sentiremo noi ha 100 anni, il più giovane che sentiremo. Ne abbiamo ancora alcuni, non tantissimi. Sentiamo adesso una interpretazione di un canto molto bello, tipicamente villotta, cioè l'Ebenwerk mi slontani. È ben vero che io mi allontano dal paese, ma non dal cuore. Sta pur salve tu ninine che io torni se non muoio, si capisce, no? Stai pur sicura, bambina nel senso di fidanzata, ragazza, no? Che io torno se non muoio. Ecco, e poi la seconda strofa, montagnutis ribassai, cioè montagne abbassatevi, lasciate filtrare un po' di splendore affinché io ti veda ancora una volta, van venute dal mio cuore, van venute dal Signore. Un'altra caratteristica delle villotte è che spesso le parole cambiano, le parole che noi non sappiamo chi le ha scritte per la prima volta, poi passando di voce in voce, di valle in valle, di paese in paese, si modificano anche. Infatti se voi per esempio se voi vorreste o se volete trovare tutta una serie di notizie importanti e di testi fondamentali, c'è questo volume, questo grosso volume, che è intitolato Il canto popolare ladino nell'inchiesta Das Volkslied Osterreich, cioè un'inchiesta fatta tra il 1904 e il 1915, e questo è il secondo volume che è dedicato al Friuli orientale. Questo è il secondo volume e qui ci sono più di 1000 testi e credo circa 300 musiche. Che io sappia è la cosa più completa che si può trovare sulla villotta friulana, soprattutto che ci sono molte musiche che invece non è facile trovare. Molto spesso le raccolte sono raccolte di testi ma non di musiche. Ecco, queste che sentiamo oggi si trovano tutte qua, ognuna ha la sua brevissima spiegazione. Un altro libro bello e importante è questo, ecco, però questo è meno recente ed è meno completo, anche se è un libro che è bello avere, insomma. Allora sentiamo questa L'Ebenwerk mi slontani, straordinaria, canto straordinario nell'interpretazione del coro del CAI di Belluno, che è un coro che secondo me canta molto bene e che canta sulla scia del coro della Sacra di Trento. Ecco, non so quale sia la vostra impressione davanti a questi canti.
chi li conosce penso che li godrà intimamente, perché hanno una straordinaria dolcezza lirica e sono commoventi nelle parole, perché se noi pensiamo un momento anche alle parole, montagne abbassatevi, fate un po' di luce affinché io possa vedere per l'ultima volta il mio amore, questo è il senso. Non sono cose, non sono cose artefatte. Quanta migrazione c'è stata dal Friuli, non solo dal Friuli, lo sappiamo benissimo, ma quanta migrazione c'è stata e quante volte questa situazione si è ripetuta nel corso della storia degli ultimi 200 anni, diciamo 150 anni, tantissime volte. Allora se uno ricorda, contestualizza il testo, è chiaro che la canzone è anche commovente, però è una commozione straordinariamente tesa, limpida, non c'è niente di sentimentalistico. E questa è la verità di questi canti, no? A volte la villotta scritta, cioè la villotta scritta sia nel testo sia nella musica da ottimi autori, da ottimi musicisti, ecco, a volte la villotta scritta è magari molto bella nella musica, ma il testo certe volte ha scade un pochino nel sentimentale, nel troppo sentimentale, diciamo un po' nel sentimentalistico. Perché la differenza è questa, è che il canto della villotta popolare tradizionale, diciamo, quella che viene da autori anonimi, in realtà nel corso del tempo si è trasformato, si è anche essenzializzato, cioè si è ridotto, diciamo, a quella che è la sostanza, l'essenza, no? E allora tante volte queste parole possono essere più belle in fondo, più limpide e più essenziali di altri testi di canti scritti che sono anche molto belli, voglio dire. Faccio sempre il solito esempio perché così ci capiamo subito, so, Stelluti Salpinis, voglio dire, è chiaro, no? Ecco, però questa Le Benver che mi slontani mi sembra di una, così come mi sembra altrettanto strepitosa questa che sentiamo adesso, Al Chantel Gial, e dopo, subito dopo, senza che io chiacchieri altro, sentiamo anche Hai creato la Via delle Stelle. Sono due canti famosissimi, tra le più belle villotte friulane, e sono interpretati tutti e due da quel coro della SAT mitico, no? Società Alpinisti Tridentini, che è un coro che sa cantare benissimo la villotta, pur essendo un coro trentino e non un coro friulano, ma voi sapete la storia della SAT, la storia della SAT è una storia molto antica, ormai ha circa un secolo, insomma, per capirci, è stata fondata da un grande musicista che era direttore d'orchestra ed è stata armonizzata, come sapete, da grandi autori. Quindi niente di strano che la SAT interpreti la villotta benissimo, la SAT interpreta benissimo anche tante altre cose. Andiamo a sentirli tutti e due in sequenza, Al Chantel Gial e Hai creato la Via delle Stelle.
velocissima traduzione per chi non comprendesse questo friulano, che tutto sommato è abbastanza semplice, però è vero, il friulano, insomma, se non lo si frequenta, non lo si capisce facilmente. Al cianta il giallo al cric e di, mandi ninine, mi tocce partito. Canta il gallo, al cric e di si alza il sole, il cric viene la luce, si alza il sole, mandi ninine, ciao, ciao ragazza, mi tocca partire. È un canto di questo di emigrazione, no? Ecco, è tutto qua la canzone. Poi c'è questa meravigliosa musica, questa straordinaria culla, onda sonora, chiamata come volete, cantata a cappella, no? Cantata a quattro voci maschili, che esprime tutta l'armonia possibile del canto, no? Poi l'altra, hai pregato la bella stelle, ho pregato la bella stella, ho pregato tutti i santi del paradiso che il Signore fermi la guerra, che il Signore fermi la guerra, che il mio bene, il mio amore torni al paese. O tu stella, o tu stella, belle stelle, va palese, o tu stella, bella stella, va, racconta il mio destino, va dietro a quelle montagne là dove sta il mio cuore. Le ultime tre canzoni che abbiamo sentito, Le benver che mi slontani, al Cianteggiale e Pregata la Biele Stelle, hanno tutti e tre questo mal di minine dentro, hanno tutti e tre questo saluto, e sono tre canti d'amore, ma sono tre canti d'amore e di emigrazione, sono tre canti di amore e di allontanamento, di lontananza, e voi capite rendono un po' la storia del Friuli, insomma, no, sono profondamente legati alla storia del Friuli, non perché non ci siano anche in altre regioni dei canti di emigrazione, ma certo questi sono canti che hanno un fascino veramente direi straordinario. Ecco. Adesso invece sentiamo una canzone che non sono riuscito a catturare, sia una canzone scritta o tradizionale e poi armonizzata, ecco, non lo so, però direi che ha anche pochissima, da un certo punto di vista ha poca importanza, perché veramente è un canto che si lega perfettamente a questi canti tradizionali che abbiamo appena sentito. Ecco, qui invece è un amore realizzato, diciamo, ecco, non c'è il tema della lontananza e dell'emigrazione, ma è dolcissimo anche questo. E ha questa andatura strettamente lirica che, ripeto, a me mi incanta. Io non riesco, quando sento questi canti, non riesco a non cantare assieme. Mi viene spontaneo, necessario accompagnare il canto cantando. E secondo me questo è anche un segno della forza, della forza, ma direi comunitaria che hanno questi canti. Insomma, questi canti ti chiamano a cantare assieme, questi canti ti chiamano così a corrispondere ai cantori, a essere come i cantori, cioè a creare questa piccola comunità che almeno per pochi minuti è una comunità non solo pacificata e anche pacificante. Sentiamo In ciel e una stella. In cielo c'è una stella che brilla di splendore, facilissima, anche questa è con parole estremamente semplici.
Anche in questo caso avete sentito c'è il mandi minime, no? Ciao bambina, ecco. Però in questo caso ecco, non c'è quel tema che dicevamo della lontananza, della migrazione. È un canto d'amore realizzato, anche se si manifesta e corre su una linea melodica, anche qui estremamente lirica, molto intima. Io direi sono questi canti qui, gli ultimi che ho sentito per conto mio sono dei madrigali stupendi, insomma, che valgono la grande musica, ecco, che hanno l'andatura della grande musica. D'altra parte si dice, dicono gli studiosi, non io, ma dicono che la Villota se ha un rapporto, ce l'ha soprattutto col Lied austriaco, tedesco, insomma, con l'Ied in lingua tedesca, ecco, ma il patriarcato arrivava fino alla Carinzia, a parte l'Ungheria, come dicevamo, oppure ci sono delle affinità con dei canti popolari sloveni, ma il patriarcato arrivava in Slovenia, arrivava in Croazia, quindi questa radice c'è, ed è direi che si sente anche attraverso l'udito, proprio con questa andatura molto molto cullante che hanno questi canti. Non bisogna poi pensare che ci siano solo queste villotte liriche o malinconiche, ci sono anche villotte molto allegre. È chiaro, il canto popolare non si ferma soltanto all'aspetto malinconico, addirittura anche triste o anche grave della vita della guerra, no? Ma ha anche canti di divertimento, canti di ballo e a volte anche canti satirici. Io, giusto per dare un'idea di questo, faccio sentire adesso una famosissima che tutti conoscono, che è Se io ves de maridami, insomma, è un canto allegro, direi proprio un canto da matrimonio, un canto da matrimonio. Se io ves di maridami, un giaiano ciolares. Se io ves di maridami, un giaiano ciolares. Giulietta, Sassaninetta, un giaiano ciolares. Nulle bon di Israelis, ante me mi vatares. Israelis, ante me mi vatares. Giulietta, Sassaninetta, ante me mi vatares. Cumple quadrical guadagne, non mantenance un poles. Cumple quadrical guadagne, non mantenance un poles. Giulietta, Sassaninetta, non mantenance un poles. Beneditis vis Danielis, benedesi lor pais. Beneditis vis Danielis, benedesi lor pais. Giulietta, Sassaninetta, benedesi lor pais. Ecco, il coro della Sartre, questo, credo si possa anche capire con la perfezione dei giochi vocali, insomma, che questo coro abitualmente fa. Però c'è stato qui in Friuli un gruppo corale che a suo modo, secondo me, non è assolutamente inferiore alle realizzazioni della Sartre. Cerco di spiegare perché. E questo gruppo corale è il Quartetto Stella Alpina di Cordenons. Quartetto Stella Alpina di Cordenons per circa 40 anni ha cantato la Villotta un po' in giro per il mondo, perché è andato molto anche all'estero, specialmente presso i focolari furlani, eccetera, no? In Canada, in Australia. Ecco, per 40 anni ha coltivato la Villotta e cantato la Villotta con grande sensibilità.
E qui bisogna che io ricordi almeno rapidamente la figura di Renato Vacchi, perché il quartetto Stella Alpina nasce su spinta, su volontà, su ricerca di Renato Vacchi. Renato è stato un personaggio molto importante per la cultura pordenonese, basti dire che per esempio è lui che ha inventato il nome Sagittario della Galleria Sagittaria del Centro Iniziative Culturali Pordenone, la terra dello studente, da cui io vi parlo in questo momento. È lui che ha fondato assieme ad altri amici, altre persone della stagione di prosa di Pordenone. È poeta importante, poeta in lingua friulana, è commediografo, è stato un uomo dalle 1000 iniziative e dalle 1000 idee, insomma, è una delle idee sue sicuramente più brillanti per me è stata questa del quartetto Stella Alpina, perché si sono riunite 4 voci, diciamo 5 per 4 all'inizio c'erano 4 persone, poi una purtroppo mi pare che per ragioni di immigrazione eccetera, se ben ricordo, è stata sostituita da un'altra. Ecco, questi personaggi erano questi qua che vi faccio vedere adesso. Ecco, questi sono i 4 componenti del coro, no? Un coro fondato nel 1962, ecco, perché ha cantato per 40 anni. C'era Adriano Turin, il tenore primo, Donato Masson che era il tenore secondo, Ettore Travanuti che era il baritono ed era un po' anche forse il leader, diciamo, e poi c'era Sergio Mion che fu sostituito 10 anni dopo da Piero D'Avanzo, che era il basso. Sono riusciti queste 4 persone, avevano una tale sensibilità musicale, avevano anche una certa cultura musicale, ma soprattutto sensibilità musicale, da riuscire a fare la villotta friulana in maniera veramente memorabile, assolutamente memorabile. Io ho un CD del Partito Stella Alpina, ho anche 2 long play, comparati tantissimo tempo fa. Il libro che abbiamo stato prima, da cui si trae questa visione, diciamo, del quartetto, è un libro pubblicato non molto tempo fa e che quindi si può forse ancora trovare. Io infatti l'ho comprato assieme al CD, l'ho comprato in una edicola di Corbenons ed è un libro che è stato pubblicato nel 2013. Quindi se qualcuno ha interesse, io gli direi cercalo, insomma, perché vale la pena cercarlo, vale la pena leggerlo, perché è una storia di cultura locale che secondo me va assolutamente conosciuta, almeno da quelle persone che amano la musica in generale, non soltanto il canto popolare. E adesso vi faccio sentire 2 interpretazioni di questo quartetto Stella Alpina, che sono 2 ricami, ma ne parliamo un attimo dopo. Adesso sentiamole e sentiamole pure in sequenza. La prima si intitola Benedete l'Antigae e la seconda Se savessi fantazinis. È un canto che piaceva tantissimo a Pierpaolo Pasolini e poi a Giovanna Marini che lo ha utilizzato. Ecco, andiamo. Benedete l'Antigae, tra la 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 la, tra la 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 la. Iere dute guinei, tra la 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 la.
Se savessis fantastilis, que son sospirs d'amor, esimus iba sotiare angemo, si in dolor, sclopecus passions penosis, stantai curs in amoras, eva inos dove nuien memori, da disperas, eva inos dove nuien memori, da disperas. Ecco, questo era il quartetto Stella Alpina di Cordenons, persone di qua, persone che avevano questa grande sensibilità, persone portate a questo livello non da Renato Appi, che non era musicista, ma da Renato Appi in quanto inventore, ecco, dell'idea di questo quartetto che tenesse in piedi, che facesse vivere la tradizione della villotta friulana. Loro hanno cantato tante villotte popolari di tradizione, diciamo, e tante villotte scritte, e hanno cantato anche altri canti naturalmente, perché è chiaro che un gruppo che si mette assieme poi vuole cantare tutto quello che gli piace, e quello che gli piace non si conclude evidentemente solo nella villotta. Ci sono anche gli spirituals e tante altre cose che possono essere, che possono entrare nel repertorio. Ecco, c'è stato questo libro scritto da Adriano Turin, che è il tenore primo, no? Che ha questa voce veramente straordinaria, insomma, e questa sensibilità. E in questo libro io lo consiglio veramente a tutti quelli che amano la villotta e il canto popolare in genere, perché è un libro che racconta una vicenda importante, culturalmente importante, perché cantare così la villotta significa tenere in piedi e far vivere una tradizione molto grande. Guardate che i testi delle villotte sono migliaia, perché molte villotte poi hanno molte varianti, quindi filologicamente lo studioso raccoglie tutte le varianti, quindi contando i testi e contando le varianti tu arrivi ad alcune migliaia di testi, e poi ci sono centinaia e centinaia di musiche. Quindi si tratta di un grande patrimonio che andrebbe proprio custodito e anche fatto vivere, insomma, non soltanto custodito ma anche fatto vivere. Io sono arrivato alla fine, ecco, di quel non molto che ero in grado di dirvi. Spero di avervi passato almeno un po' di curiosità per chi non la conosceva, così, e un po' di consapevole, di complice, chiamiamola beatitudine, perché per me questi canti creano momenti di sospensione e di grande lirica, di grande poesia e di grande beatitudine. Guardate, io non mi commuovo davanti a Se savessi fantazzini, come mi commuovo davanti al Magnificat di Mozart, non c'è mica differenza. Io in tutte e due le situazioni, sto parlando di me naturalmente, in tutte le situazioni io vado in brodo. Per finire io vi faccio sentire, mi sembra anche ovvio, Stelluti Salvini cantato dal coro di Gilberto Pressacco. Sentirete che bella, che popolare e diretta interpretazione c'è di Stelluti Salvini, di questo monumento in fondo della villotta friulana.
scritto da Arturo Zardini, come vi dicevo, pare nel 1918 e per la prima volta eseguito a Udine nel 1920. Siamo nel centenario, era il dicembre del 1920, siamo nel dicembre del 2020, possiamo essere, credo, contenti di chiudere questa chiacchierata con Stellutis Arpinis. Grazie dell'attenzione.